Parliamo ora di TAV e sentiamo l'assessore ai competenti in materia Ornello Teso, assessore di San Donà di Piave. Ornello Teso, assessore alle attività produttive del comune di San Donà di Piave. Non capiamo più niente sull'alta capacità qui a Portogruaro. Dal vostro punto di vista, o meglio, dal punto di vista sandonatese, come stanno realmente le cose? Noi la vediamo abbastanza semplice perché c'è finalmente una nuova ipotesi di tracciato. Nessuno voleva il tracciato basso. Tutti i sindaci erano concordi nel chiedere una nuova ipotesi di tracciato. Questa nuova ipotesi è stata progettata o prospettata lungo l'attuale ferrovia, nel senso che si andrà a migliorare l'attuale linea ferroviaria con eventualmente, anzi senza eventualmente, il raddoppio dei binari, per cui da 2 passeranno a 4. E questo è un fatto positivo sicuramente, perché si abbatteranno sicuramente meno case rispetto all'ipotesi iniziale. Assessore Teso, io voglio sapere però dove finisce la fermata per l'alta capacità. Ma io credo che sicuramente non sarà una fermata a San Donà. C'è a San Donà l'ipotesi, visto che si sta costruendo la nuova stazione ferroviaria, che ha bisogno di essere su 2 livelli per far fronte a quella che sarà la metropolitana di superficie e l'alta velocità di 2 livelli. Vista questa progettualità ci potrà stare, ma non c'è scritto da nessuna parte che fermerà un treno. Forse, chissà, magari fermerà un treno fermerà a San Donà, un treno fermerà a Portogruaro. E sempre sull'argomento TAV sentiamo il parere di Pietro Rambuschi, consigliere comunale di Portogruaro. Pietro Rambuschi, consigliere comunale di Portogruaro del PDL, nonché promotore del gruppo per il cambiamento, non ci sta alla proposta di Zaccariotto relativa alla fermata TAV a San Donà. Perché? Sì, io ritengo che la proposta del Presidente della provincia Zaccariotto, nonché sindaco di San Donà di Piave, sia inopportuno il fatto che lei chieda una fermata a San Donà di Piave. I motivi sono molteplici e io ne elenco solo alcuni. Uno, prima di tutto San Donà di Piave dista circa 25 km da Mestre, dove i treni partirebbero da Mestre e dovrebbero quasi subito frenare e raggiunto i 300 km all'ora, quindi dovrebbero frenare poco prima quindi San Donà di Piave. Mentre Portogruaro, che si trova ben a 60 km da Mestre ed è al confine del Friuli Venezia Giulia, ritengo più opportuno, solo questo per la distanza. 2, la cosa più importante è sicuramente che tra Mestre e Trieste l'unica stazione che disvincolo è Portogruaro. Portogruaro è un nodo importantissimo in quanto serve anche la linea Casarsa-Udine e la Treviso-Vicenza, quindi vedo perché si parla di San Donà di Piave quando che Portogruaro è sicuramente la stazione più importante anche a livello ferroviario, anche RFI la viene messa sulla classe A delle stazioni. Non vedo cosa c'entra San Donà di Piave, è una delle tante stazioni di passaggio.